Miss Italia festeggerà la sua 75esima edizione in settembre a Jesolo. La data della finale, con diretta sulla 7, è già stata fissata per il giorno 14, con grande soddisfazione del sindaco Valerio Zoggia. Così le ragazze arriveranno in spiaggia un bel po' di tempo prima, animando la stagione turistica. Il contributo del comune per ospitare il concorso nazionale è di 100.000 euro. Gli astrofili salesi hanno scoperto una nuova stella. È stata individuata a fine ottobre, ma ci è voluto un po' per il riconoscimento ufficiale. È una stella variabile della costellazione di Andromeda ed è catalogata con lettere e cifre. Probabilmente verrà battezzata con un nome più familiare durante la prossima mostra di astronomia dal 6 al 13 aprile in Villa Farsetti a Santa Maria di Sala. Mense scolastiche più care a Treviso. Il comune ha approvato le nuove tariffe. Pasti più cari di 5 centesimi, ma con sconti per le famiglie numerose e per i redditi bassi. 3,70 il prezzo base, 2,80 scontato. L'aumento è stato necessario per aiutare i più bisognosi, spiegano gli amministratori. Le famiglie interessate sono in continua crescita, attualmente più di un centinaio. Arriva il circo a Mogliano Veneto e scatta la mobilitazione a difesa degli animali. In prima linea l'associazione Pengo Life Project, fondata dal veterinario Aldo Giovannella, che da anni si batte per la salvaguardia dei cuccioli di elefante. Il circo di Viviana Orfei è atteso in città dal 3 al 6 aprile. Il comune ha chiesto all'ASL 9 di verificare il trattamento igienico-sanitario degli animali. Contributi economici contro le spaccate anche in provincia e iniziative per migliorare la sicurezza, con videosorveglianza collegata alle centrali di polizia, nuove saracinesche e sistemi anti-intrusione. È la proposta alla Camera di Commercio di Padova delle categorie economiche, stanche delle continue razzie criminali. Nel 90% dei casi mancano adeguati sistemi di protezione. Gli arabi interessati ai fanghi. Una delegazione proveniente da Dubai e Abu Dhabi ha visitato Abano Terme per vedere da vicino in cosa consistano le cure termali e riabilitative. Gli ospiti, accompagnati dal sindaco Luca Claudio, hanno visitato anche la casa di cura neuropsichiatrica Parco dei Tigli. Sembrano molto interessati alle terapie contro l'assuefazione da droghe e alcol.